buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Notte di sangue sulle strade siciliane, 2 giovani in moto morti a Catania, un'altra vittima nel Ragusano, 5 feriti ad Adrano. Rissa con coltelli nella discoteca Mob di Villa Grazia di Carini vicino a Palermo. Dopo la fuga in 4 vanno in ospedale. Messina, unanime condanna dei tafferugli e degli scontri di ieri, ferito un poliziotto, identificati 2 manifestanti no ponte. La mafia catanese è infiltrata attraverso le onlus nel sistema delle ambulanze utilizzate per gli emodializzati. È un altro filone dell'inchiesta Mercurio che ha portato agli arresti 4 politici. Soluzione in vista per il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. I piccoli pazienti potrebbero essere accolti al Policlinico di Catania o al Papardo di Messina. Il centro comunque non chiuderà. Nel programma Il Punto la rassicurazione del deputato regionale D'Agostino. Carnevale come da tradizione, sfilata dei bimbi in maschera alla Villa Bellini di Catania, nonostante il tempo incerto. Centinaia i piccoli in costume. Calcio, Palermo in campo, oggi al Barbera contro il Brescia. Rosanero alla ricerca di un altro successo per rientrare in zona playoff. Assente Brunori, giocano le 2 Ron e poi Ampalo. Serie C, il Catania in emergenza uomini, oggi alle 15 riceve il Foggia Massimino. Doppio appuntamento in Puglia nel pomeriggio per Messina e Trapani. Bentrovati, sangue purtroppo sulle strade siciliane nella notte, tragico incidente autonomo a Catania. 2 giovani a bordo di una moto si sono schiantati contro un'auto che era parcheggiata e ieri nel Ragusano un 36enne è morto dopo un violento impatto con la sua auto e un autocarro. Emanuela Corsi. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui 2 ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra 2 auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del Carnevale. È una drammatica scia che sembra non finire. Poco fa si è appreso che a Palermo un ciclista di 53 anni è stato investito da un'auto guidata da una palermitana di 87 anni. L'uomo è caduto battendo la testa, è stato soccorso dai sanitari del 118 e adesso la sua prognosi è riservata. Restiamo a Palermo e parliamo di rissa in discoteca, feriti e aggressioni in ospedale. Notte di caos nel capoluogo. I carabinieri chiamati dal gestore del locale al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite, ma poco dopo l'arrivo di giovani feriti alla Villa Sofia e al Cervello. Marco Gullà.
Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso, quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le 2 persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore. A Messina, dopo il pomeriggio di violenza e vandalismo, unanime la condanna, ferito un poliziotto, identificati 2 manifestanti no ponte. Francesco Triolo. Un agente della Digos ferito, un pomeriggio da dimenticare con scontri e devastazione per una manifestazione trasformata in un'occasione per danneggiare il centro cittadino. È un coro unanime di condanna e di indignazione quello che arriva dopo gli scontri ed incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti violenti della sfilata carnevalesca No Ponte che si sono verificati ieri sia nel pomeriggio che in serata a Messina. Dopo gli scontri sono state identificate almeno 2 persone, entrambe non di Messina, la loro posizione al vaglio degli inquirenti. Incidenti a Piazza Antonello e in serata a Piazza Casapia, quando sembrava tutto concluso e dove erano arrivati i manifestanti, circa 150, dopo aver imbrattato diversi muri della città, compreso quello della chiesa di Santa Eustochia. Solidarietà per le forze dell'ordine è arrivata da tutte le parti politiche. Il sindaco Basile ha condannato quanto avvenuto e chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il comune chiederà il risarcimento dei danni provocati dalle azioni dei manifestanti. Il coordinamento No Ponte invece ha chiarito che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta ad un'opera inutile. Condanna incondizionata anche dal PD, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare, hanno detto, contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio. Il primo ad intervenire ieri era stato il ministro Salvini. Chi non ha argomenti sceglie la violenza, aveva detto il vice premier. La mafia catanese infiltrata nel sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati, servendosi delle onlus. Dopo le elezioni di 2 anni del 2022 puntava ad espandere gli affari anche alla filiera dei cimiteri. Sono questi i filoni che appaiono nuovi nell'inchiesta Mercurio, che ha portato in carcere già 4 politici, compreso il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. Il servizio di Maglio Viola. Un sistema consolidato per fare affari con i fondi pubblici, ma anche per garantire scarcerazioni di favore ai boss. La mafia catanese usa le onlus, società che non sono sottoposte ai controlli antimafia, nell'affidamento degli incarichi da parte del sistema di assistenza parasanitaria regionale. Per entrare infatti nell'elenco dell'assessorato al welfare non serve la certificazione. I carabinieri del Rosso lo hanno scoperto nell'ambito dell'operazione Mercurio, che ha portato in carcere 19 persone, fra cui 4 politici, compreso il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Un sistema già osservato in altre inchieste fra Palermo e Trapani. Al centro una società di ambulanze, la Nicolas Onlus, guidata da Rosario Bucolo, reggente della famiglia di Castello Ursino. Alla sua Onlus era stato assegnato il boss scarcerato Ernesto Marletta, un affidamento in prova proprio svolgendo servizi sociali in quella Onlus. Scarcerato Marletta, Bucolo gli aveva lasciato la guida, divenendo il suo braccio destro, l'organizzatore degli incontri con i politici. Proprio in quella Onlus avvenivano gli incontri. La società faceva affari con il trasporto degli emodializzati, ma anche con il trasporto dei pazienti in fin di vita. La merce di scambio per fornire voti ai politici era la concessione di una delle aree edificabili del cimitero di Catania. Insomma, la famiglia di Castello Ursino voleva espandere gli affari alla filiera cimiteriale usando un prestanome campano. Per questo non credono gli inquirenti a Castiglione, che racconta di aver fatto approvare d'urgenza la delibera sul cimitero come suo ultimo atto da presidente del Consiglio Comunale di Catania, sol per non perdere un finanziamento da 1 milione. Proprio la sede della confraternita all'interno del cimitero monumentale era poi usata come luogo per i summit di mafia, un altro filone d'inchiesta ancora da esplorare.
4 catanesi sono stati denunciati dai carabinieri per aver truffato una famiglia barese, bottino 24.000 euro. Si tratta di 3 donne e un uomo. Gli indagati sarebbero riusciti a mettere a segno la truffa con la tecnica dello spoofing, ovvero facendo partire la telefonata da un numero corrispondente a quello del centralino del comando dei carabinieri di Bari, intimando di fare con urgenza appunto un bonifico da 24.000 euro per evitare di perdere la somma a causa di indagini in corso. Si avvicina una soluzione per scongiurare la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, individuate 2 strutture ospedaliere, il Papardo di Messina e il Policlinico di Catania, ma solo una naturalmente potrà accogliere i piccoli pazienti. Nel programma Il Punto la rassicurazione del deputato regionale D'Agostino, il centro comunque non chiuderà. Giusy Lazzara. Adesso si attende il decreto della Regione per decidere il destino del centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina. Da mesi ormai è un continuo stillicidio tra proroghe, annunci di chiusura del reparto legati al decreto nazionale Balduzzi e proteste dei genitori che si oppongono a dover rinunciare a curare i loro figli. Si avvicina una soluzione, la novità riguarda l'individuazione di 2 ospedali, il Papardo di Messina e il Policlinico di Catania, in gara per accogliere i piccoli pazienti. Una cosa è certa: il trasferimento è stato deciso, non ancora all'ospedale. Nella trasmissione Il Punto, gli annunci della politica. Il governo regionale, a questo punto, visto che la rete ospedaliera sta rallentando, deve immediatamente attivarsi per far sì che una di queste 2 proposte che sono scritte in questo decreto venga attuata. Dal canto suo, il direttore del CCPM, Sasha Gati, ha confermato di aver fatto i sopralluoghi nelle 2 strutture, a Messina e a Catania. Volendo, in 2 mesi si può tranquillamente allocare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina presso l'azienda ospedaliera Policlinico. Quindi già nel decreto è tracciato questo. La parola adesso passa alla politica regionale e alle prove di forza interna per stabilire quale struttura di riferimento per l'eccellenza cardiologica. Finora stiamo andando in vigenza di proroga e non ci sarà che l'1 agosto chiuderà la cardiochirurgia per poi riaprire magari l'1 ottobre, l'1 novembre. Il centro è diventato nel tempo il punto di riferimento per piccoli pazienti con malformazioni cardiache che necessitano di interventi chirurgici, non solo per la Sicilia ma anche dall'estero. La solidarietà è ossigeno. Con queste parole il presidente Mattarella ha accolto al Quirinale i destinatari delle 31 onorificenze al merito della Repubblica e fra loro c'è anche Angela, che ha salvato, ricorderete, un uomo nell'alluvione dell'ottobre scorso a Catania. Questa città, ha detto, è la mia terra. Lorena Dolci l'ha intervistata. Angela ha soccorso un uomo travolto dall'acqua nel pieno centro della città, lo ha tirato per le braccia, lo ha portato in salvo con molta fatica e noi la ringraziamo per questo. Eccola mentre al Quirinale riceve dalle mani del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza al merito. Angela Isaac, nigeriana di 28 anni, è una dei 31 cittadini nominati Cavalieri della Repubblica, eroi dei giorni nostri. Sei emozionata? Sì, era emozionata, sì, mi sento molto grato, mi sento molto onorata e mi sento felice. Era il 19 ottobre scorso, via Etnea trasformata in un fiume in piena, lei che trascina fuori dalla corrente un uomo che rischiava di annegare. È una cosa estinto, sì. Soprattutto dobbiamo ringraziare a Dio anche che vivo io e vivo i signori che ho salvato. Ecco, tu l'hai incontrato più questo signore, ti ha ringraziato? Veramente, praticamente no, ancora non ho visto, non ho più incontrato. Penso che è una persona grande, però non riconosce fino ad ora. Però secondo me spero che lui sta bene e io sono contenta così. Angela lavora ancora come banconista in un bar di via Etnea, dove continua a ricevere attestazioni di stima da tanti cittadini. Quest'anno fa 10 anni che sono qua in Italia, quindi mi piace questa terra, soprattutto Catania. E già qua è diventato mia casa, questa terra è diventata mia terra, quindi amo questa terra. Complimenti a Angela, adesso musica.
grande successo di Matteo Amantia degli Sugar Free su Rai 1. Il siciliano arriva secondo nella trasmissione Ora o Mai Più e rilancia il gruppo con un nuovo singolo. Orazio Longo. Con questo finale di Ora o Mai Più, il singolo Togliersi di torno, quindi vi invito tutti ad ascoltarlo e un bacio a tutti. Nel 2006 che dal 2024 con Non è l'amore ha aperto le porte a un sound più elettronico. Sopra calde nuvole. E allora viva Matteo Amantia, carnevale adesso, come da tradizione, sfilata dei bambini in maschera alla Villa Bellini di Catania. Nonostante il tempo incerto, tante famiglie non hanno rinunciato alla domenica in costume, tra sorrisi, lotte con i coriandoli e gran divertimento. Eva Spampinato. A Catania, quando dici carnevale, dici Villa Bellini, un binomio imprescindibile, una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e rivive nelle maschere e nei costumi dei personaggi del momento. Ma una famiglia un po' particolare? Sì, è una famiglia Squid Game. E stamattina ho detto a mio marito voglio andare alla Villa Bellini perché voglio vedere i bimbi con le mascherine, anche se molte mascherine non riusciamo a interpretarli. Io trovo che quei costumi da Squid Game per quei bambini di quell'età sono non appropriati per niente alla loro età. Tu non scherzi, qua sei un clown un po' assassino. Sono un clown che come mestiere fa il macellaio. Nonostante il cielo coperto, tante famiglie oggi non hanno voluto rinunciare all'appuntamento con il divertimento in maschera nello storico giardino catanese che nella domenica di carnevale diventa teatro di maschere e sorrisi. Si divertono forse più i genitori che i bambini. Noi portavamo i nostri bambini qua sempre, era una tradizione che facevamo. Venendo qua ci ricordiamo quando erano piccolini, quando erano sicuramente una cosa bellissima. Anche io venivo qui alla villa quando ero piccola, quindi continuiamo così. Quante foto ha fatto sino ad ora? Una decina, quindicina, siamo arrivati adesso. Sua figlia da cosa è vestita? Da Biancaneve. Voi vi conoscete oppure no? No. E quindi ma state giocando alla lotta con i coriandoli? Sì, perché è carnevale. È bello così. Quindi ogni scherzo vale. E alla fine anche noi siamo stati colpiti dalle stelle filanti di nuova generazione, quelle spray. Abbiamo visto passare una striscia blu velocissima. Sì, ero io. Perché tu chi sei? Sonic! Vai, corri! Bravissimo. Adesso è il momento della nostra pausa, poi il calcio con tutte le siciliane di Serie B e C tra poco in campo. Il Palermo riceve il Brescia, al Massimino di scena il Foggia e la doppia trasferta pugliese per Messina e Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Palermo in campo oggi alle 15, rosanero che affronteranno il Brescia alla Barbera, assente Brunori, ci sarà le Duaron assieme a Poyampalo. Marco Gullà. Dopo la vittoria a Rotonda sul campo del Cosenza, il Palermo cerca conferme in un match più impegnativo oggi in casa contro il Brescia. I playoff distano sempre 2 punti, ma in questo momento ad occupare l'8° posto in classifica è il Bari e non più il Cesena, che battendo la Salernitana ieri ha raggiunto il 6° posto. Ma il Palermo deve solo pensare a fare punti, a battere quindi il Brescia e mettere pressione alle formazioni davanti. I campionati, da che mondo è mondo, è un luogo comune, ma i luoghi comuni spesso hanno delle verità. I campionati si decidono a marzo, come dicevi tu, quindi ora conta tanto, non conta guardarsi indietro, conta solo sapere dove si è sbagliato per magari cercare di non ripetere gli stessi errori, ma non piangere sul latte versato o sui risultati poco positivi o ho giocato meno bene, ho fatto meno bene. Conta quello che si fa, perché poi quello che si ricorda è come si finisce. E il Palermo vuole finire nei playoff per provare poi la grande impresa tappa dopo tappa. Alla fine del campionato mancano 11 partite. Contro i Lombardi oggi assente Brunori per squalifica, gioca all'Eduaron assieme a Poyampalo. Convocato Nicolao, che però dovrebbe partire dalla panchina. Ceccaroni torna dalla squalifica e dovrebbe riprendersi una maglia da titolare. C'è traffico a centrocampo, in tanti candidati per una maglia. Brescia con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Fischio d'inizio alle 15. Catania Foggia alle 15 al Massimino, è toscano che deve fare i conti con tante assenze, una squadra da costruire e giocatori da adattare. Francesco Triolo.
Il Foggia di fronte, ma il primo avversario sono le assenze, quelle che condizioneranno le scelte. Il Mimmo Toscano per la partita di oggi pomeriggio in piena emergenza, il Catania che alle 15 al Massimino affronta i pugliesi con ben 13 elementi fuori causa e allora occorre trovare soluzioni. Se non vuole inventarsi formule inedite come il dirottamento a sinistra di Raimo, unico laterale che non lamenta acciacchi, con adattamento di Fresena a destra come nel finale di gara ad Altamura, Toscano ha bisogno di recuperare qualcuno, Anastasio per esempio, che non è al top ma che potrebbe stringere i denti per necessità. Con lui si coprirebbe la lacuna a sinistra, per il resto l'11 sarà quasi obbligato con un occhio a De Paoli, Quaini e Lunetta che hanno accusato un po' di influenza e hanno svolto la rifinitura part-time. Oltre a Anastasio rientrano Di Gennaro, Allegretti e Lunetta, ma sono tutte disponibilità come detto al limite e allora Toscano dovrà prendersi qualche rischio. Devo vedere prima chi saranno i disponibili, gli indisponibili o chi avrà minutaggio maggiore rispetto a un altro per fare delle scelte. Le scelte migliori per portare il Catania a vincere la partita contro il Foggia, che sarà una partita difficile perché da qui alla fine ogni partita sarà difficile, come l'Altamura, come il Foggia, tutti hanno più vicino l'obiettivo che vogliono raggiungere. Noi dobbiamo avere più motivazioni, più fame, più voglia degli altri per sopperire a questo. Come il Catania anche il Foggia deve fare i conti con alcune assenze, non saranno della partita Mazzocchi e Camigliano, pazienza, sta meglio ma non ancora in condizione di giocare. Zauri dovrebbe confermare il 4-3-3, in attacco Zunno, Sar e Orlando. Calcio d'inizio alle 15 e diretta stadia al via dalle 14.30, 3 ore live con le parole dei protagonisti ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Impegni in trasferta nel pomeriggio per Messina e Trapani. I giallorossi giocano a Monopoli, mentre la squadra di Torrente si misura a Cerignola contro la prima della classe. Sergio Colosi. Messina e Trapani in Puglia contro due delle regine del campionato e in cerca di punti pesanti per obiettivi opposti. Le due siciliane archiviato il derby inseguono riscatto come nel caso dei giallorossi o conferme per i Granata. A Banchieri si chiede più coraggio. Le penalizzazioni cambieranno in peggio la classifica del Messina e i pareggi non bastano. Gioca dall'inizio l'ex De Sena, poco considerato nei mesi di Monopoli. Maggiore minutaggio anche per Costantino. Sono loro gli uomini che possono sbloccare un attacco che non segna da 3 partite. Assenti Krapicas squalificato, Lia Ingrosso e Chiarella infortunati. Prima presenza in porta per Meli. Messina senza vittoria al Veneziani, ma i biancoverdi terzi hanno ottenuto 2 soli punti nelle ultime 4 giornate. Tra la CR e un futuro sempre più nero spunta Valerio Antonini. Il presidente del Trapani avrebbe telefonato al sindaco Basile e un suo commercialista incontrato sciotto a Giammoro per capire per conto terzi eventuali margini di salvezza del club. Granata attesi a Cerignola da un esame di maturità contro la capolista. I numeri dicono che il quarto tecnico della stagione, Vincenzo Torrente, sembra quello giusto. 10 punti su 12 in campionato e Trapani lanciato. Disponibile Sabatino, ma gli unici cambi riguardano Cioffi, Piovanello e Stenserud, che hanno spezzato l'equilibrio del Franco Scoglio. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione come al solito alle 20, grazie ancora e buona domenica.